A Verona i carabinieri hanno eseguito 5 misure interdittive nei confronti di altrettante educatrici di un asilo nido privato del centro città. Per un anno non potranno esercitare la professione. Contestualmente, la struttura è stata posta sotto sequestro probatorio. Il provvedimento, emesso dal GIP, arriva al termine di un'indagine avviata nel dicembre 2025 dal Nucleo Operativo e Radiomobile e dalla Stazione Carabinieri di Verona Principale. Le attività investigative, basate su videoregistrazioni, osservazioni mirate e acquisizioni documentali, avrebbero evidenziato comportamenti ritenuti maltrattanti nei confronti di bambini tra i 9 mesi e i 3 anni. Il sequestro dell'immobile, eseguito con il supporto del NAS di Padova, ha l'obiettivo di interrompere immediatamente le condotte contestate e preservare lo stato dei luoghi per ulteriori accertamenti. La Procura e l'Arma dei Carabinieri si sono rese disponibili ai genitori che intendano collaborare alle indagini.